canto a tenore, uno canto a dillo, uno canto sul citano e l'airi, e l'airi. Hey! Saluri, benius a Furia Drocius Literarius, vostra prima volta su costa un architetto, ma chiesti in noi può presentare sul libro su, che si dà mostro subito, Valle Hermosa. E s'autori esti Guglielmo Maccioni. Saluri, Guglielmo, benius a Furia Drocius Literarius. Dunque, in antisi de vuedai de sopira, che lui, Guglielmo, ha sappariciau, narau su una cosa a pizzo su dessa pressoni, cosa tua. Chi ni sesi, dia voi bene, si tavaisi. Allora, intanto buongiorno a tutti, deseu sardo, sardo emigrau po in studio e traballo a Firenze, in cui vivo da circa 30 anni, dunque deseu un miscuglio, insomma, e muy. Comunque seu sardo, nasco in Castello e cresco in Bidaramosa, e tra l'altro seu pure di mamma siciliana, insomma, un miscuglio completo. Un misturamento. Un misturamento completo, sì. Ma i sarregi miei sono sempre campidanesi, Architetto, appunto, laureato in Castello? Laureato in Firenze. In Firenze. Adesso partito a Firenze in su Vabbè, 91. Isanus ancora architettura e non ci fura, No, si indirizzo... esatto. Devo dire dei scerai fra Roma e Firenze. A Pucerao Firenze è andata bene, insomma. Poi da traballo ancora in Gui. Poi in Firenze si primau, in cui traballa, in cui vivi di anni. Sì. Poi un architetto si vuole scrivere un romanzo storico, esatto. Un romanzo storico, esatto. Valle Hermosa. Devo crosirare in Ingomera, però iniziamo subito con Sopira, Guglielmo. Tanti si Valle Hermosa, i testi un omaggio a Sabida Dua o non c'entra nulla? C'entra meda, già del suo titolo Valle Hermosa, tanti tutti penso che conoscete Valle Hermosa. Valle Hermosa è un gioco di Vuedus fra Valle Hermosa con suo toponimo antico, Valle Hermosa. Fia da staccauas in principio. Origini 212, origini spagnola, e Amburgo. Poi la sigla automobilistica e burocratica di Amburgo è HH. Poi su romanzo è ambientato, questa storia inventata ma innestata su un fatto realmente accaduto. Deu tedesco in due campo di aviazione che doveva in località di Sacquagotta fra Villa Cidro, Valle Hermosa e Bidasores. Cioè, sono venuti dall'aeroporto di Tronconi. L'aeroporto di Tronconi, esatto, in cui dove è s'ippodromo. Chi non sono dall'aeroporto di Tronconi, devo vedere un scanto di fire con su sindaco de Gonos Fanatica che fu in noi, si fu dai dei bombardamenti del 1943. Esatto. Dunque ha inventato questa storia sopra un fatto appunto realmente accadio, che non posso svelare. Claro. E io mi sono immaginato questo fatto, leggio, fia da protagonista un soldato tedesco, e io mi sono immaginato questa famiglia hamburghesa di quest'uomo, come ti potete adesso, come quest'uomo è capitato in Sardegna, e come questa famiglia ha vivido questa tragedia che ha di caratterizzato, insomma, che ha interessato questo soldato. Dunque se nasce questo romanzo, anche questa passione mia per questa storia, fra queste due realtà, Amburgo, che è questa grande città, via da già in anni 40, via da già una grande metropoli cosmopolita, e Valle Hermosa che via da UABDG, insomma, come ci ne punti media se no in Campidano, insomma. E mi sono spaziato anche a collegare queste due realtà lontane in suo tempo e in suo spazio. Tra l'altro in suo spazio meda e dusciudeo e tapuvato
in bicicletta, su 2014, ho provato in bicicletta da Amburgo fino a Sabine della Mosa, appunto 1600 km, e dunque su spazio dove posso confermare che appunto è distante. È certificato. È certificato, sì. Certificato. Guglielmo, scrivere un romanzo non è facile, scrivere un romanzo storico è ancora più difficile. Come ti ha apparecido questo trabalho? Dunque, come ti ho tempo già sono appassionato di storia, devo appusichiu a Firenze pure, dopo la laurea di architettura, appusichiu con esami di storia pure, poi questo trabalho mi ha assorbito troppo e ha lasciato. Poi collaboro con questo amico, sono giornalista di Roma, di Sanci, e un amico mio, che è Aldo Musci, che fra altre cose, insomma, mi ha descritto, mi ha omaggiato questa prefazione. Aldo Musci è un giornalista storico, è famoso perché ha descritto con quando fai tutte le mafie del mondo, di Chiare Lettere, prima ancora di Saviano, ad analizzare il suo fenomeno mafioso in tutto il mondo. E isso è puro storico, insomma. E dunque mi sono rapportato meda con questo spicciocco, insomma, per realizzare questo progetto che si muove dai anni 40 ai anni 70, in tutta questa storia d'Europa e mondiale, insomma, con questa guerra, questa distruzione della Germania, questa ricostruzione, gli anni 60 delle ribellioni, e gli anni 70 del riflusso narauso, insomma, quando sa ribellione post 68 tende a cavare, insomma, a si calmare. È stata pure un'occasione per riflettere su certo momento topico della realtà di sarda pure. Poi mi ha ispirato meda un'espressione di Emilio Lussu, che ha di poi riprendi Berlinguer e anche Soru. Lussu narada a posti guerra, narada sta Sardegna è bessendi del Medioevo e intrendi direttamente in sera industriali moderna, senza passare delle fasi intermedie. E devo individuare con questo stratagemma del romanzo, ha individuato negli anni 70, 60, 70, questo passaggio traumatico, poi Terra Nostra, di incontro e scontro con questa realtà di manna, questa modernità importata, che è arrivata dall'esterno, che è stata questa, uscita ormai oggi, è stata un bene, ma anche un male, insomma, ha drammatizzato pure questa società, questa architettura, urbanistica, questa società. Questa pregunta mo può essere, che Sardegna ha si contato, che Sardegna ha si pintato, se pure hanno quadro, che è questa Sardegna che indiesi da pillo di questo anno? Dunque, questa Sardegna che ha pintato, ha provato a pintare, insomma, poi dipende se i lettori si hanno, insomma. I giudici si manno su, sempre i lettori, esatto. sempre. Questa Sardegna che ha provato a pintare è questa Sardegna, dunque, di Arragodusu, di quando via Pippiu Deu, ovviamente di Vallermosa, dunque deu abita, ticca del suo capitano. E questa Sardegna può citare Elio Vittorini, Sardegna quasi un'infanzia, Sardegna come un'infanzia. Poi vede, secondo me, una Sardegna in trasformazione, in profonda trasformazione. Deu, fra le altre cose, sono nepoti non mio che da minatori, nasce in inglese, e bisnonno mio che da minatori, che traballata fra Carbonia e inglese. Dunque, sei pure di storia comune, insomma, con Carbonia. Io credo. Esatto. E dunque, ha puccicato di pintare questa Sardegna in trasformazione che è ancora portata, mesando su 60-70, traccia di ingenuità, insomma, traccia di genuinità, non so chi mi comprende. De gente fatta a Sabona. Esatto. Diventa ancora
elementos originarios dessa società sarda tradizionali, bonus e malus, Deo non lo vai noi su sociologo, insomma, non siamo competenti. Però sicuramente in questa realtà di sarda, forse è ancora ingenua, insomma, sesti inserita finza troppo bene questa modernità impetuosa, chissà in qualche modo travolto, insomma, potendo cosa bella e cosa mala, frutto avvelenato che si funti sviluppato brusatrato e antilassao su chi portava sa crisi, chi portava in mu, insomma. Io penso che in quest'anno sanno del suo famoso piano rinascita, si sei su tutto su destra e sinistra e centro, si sei su tutto su gettato con troppa fiducia in questa modernità in maniera acritica, insomma. E poi, insomma, di sei su paghendi con qua conseguenza, ecco. Dunque ha pubblicato questa Sardegna, fra le altre cose, dei giochi del tedesco, delle realtà già post-industriali. Poi Hamburgo, quando Victor, suo personaggio, arriva in Sardegna in mezzo agli anni 70, Hamburgo vede già una realtà post-industriale, che vive dei terziari e dei commerci su Manno, e viene già in fase di deindustrializzazione. La Sardegna invece viene ancora in fase di industrializzazione, la fiducia ovviamente in questa industria. E dunque, Victor, ita Sardegna agata, ita Sardegna boi contai, sul libro è scritto con i giochi su De Victor. Esatto. Victor si stratagemma, non so che si può dire, letterario, poi B, de una maniera esterna, i sardos e la Sardegna di questo momento storico. Victor comprende desagattare in un momento decisivo di questa terra fragile e esso apprezza la genuinità di sardos e di questa realtà di vitica e di comprende pure su i pericoli incombenti in questo momento storico. Funti annos mera, annos differenti. Sul libro in Svizzera in annos 40, la seconda guerra mondiale, tutto su questo contesto, poi in Sardegna, Lucieus, perché tutto i fatti, poi del 1943, questo principio di serrara che non si toccherà e si toccherà in maniera forte pure. Poi c'è i annos appusti di questa guerra, l'ompiri su statuto, vostra regione sardo, uno statuto fatto sull'ultima dia, sull'ultima ora, fatto in Roma, poi sardo, non ti può c'è nuda e tutto, ma ci si tanti di un segnale, ci sardo si tanti dentro, e i anni poi 50, 60, così se si cerca voi, questa storia si consegna come il boom economico, la ripresa, e in Sardegna sovrano del rinascita. Come ti sconta a questo passaggio? Se vuoi fonti anni delicati, anni difficili si te contai. In questa storia contemporanea dovrai adesso pure che fonti qualcuno dei gusti si ultimo perché tutto fonti mera canta de nose, dunque sa pruso fonti canta e pruso difficile lo sto raccontai. Tu vai intra sul protagonista. Victor che va a stare in questo anno, soltanto Victor si firma in Sardegna, come ti fai? No, praticamente fin ai anni 70 la Sardegna è scetti in un telegramma, poi avvisare questa famiglia si narra Schwabisch, una famiglia tedesca, che questo figlio Peter, che va di suo soldato in Tronconi, fu morto. Un bombardamento desingresso desamericano, insomma. Dunque, la Sardegna aveva serrata in questo telegramma. Esti una terra lontana, per questa famiglia, e noi è morto su Vilo. Sì. Poi, dunque, su questa guerra, questa ricostruzione, su boom e questa crisi, da conto, dal suo punto di vista tedesco, insomma. Anzi, è stato pure un bel esperimento a contare questa guerra e questa disfatta dei giochi dei tedeschi. Solitamente i film, i romanzi, funti sempre dei sabatti dei vinciti. Esatto, degli vinciti.
è stata una bella scommessa, insomma, si avventurai in questo dramma di questo popolo distrutto del suo nazismo, insomma, di questa guerra. La Sardegna compare in sa seconda parte del suo romanzo, quando Victor può avere delle questioni che non devo contare, no, insomma, giustamente. Che sono a casa voi. Victor andata in Sardegna, poi cattai proprio Neuvrori in Sadumba di questo zio mai conosciuto, insomma. E l'intenzione sua è di avere due cilicette di aici, insomma, Sudanti bastanti, poi vai... poi vai su segno e gruci, insomma. Ma a Varada invece abbagliava di queste realtà e a Varada un'estate intera, insomma, tutta la primavera esistati, del 75, poi insomma, devi risolvi una crisi interiore, insomma, di questo e tutto, e agattata in questa terra una situazione ancora pacifica, quasi un piccolo paradiso perduto, insomma, poi isso che esti una realtà in completa trasformazione e confusione. Una corsa d'ogni dì. Esatto. E dunque in questa realtà poi conosci un meta piccioccus che vunti già passando in prima crisi dell'industria, questa cassa integrazione, insomma, dunque a due punti richiamo ai gusti che è stato sul programma di sviluppo gettato in anni 50 e 60, insomma, in precedenza, e poi esplode o comunque comincia ad esplodere in mezzo agli anni 70, questa prima crisi, insomma. Quindi si protesta, sai. Esatto. Non contai in prusu de canto io sonavo a pizzo di questo libro, poi non di droce su gozo dei lettori che anta comperai questo libro, tanto sì a Remonausu naia saccabu puro, ma de Guglielmo Maccioni Villa Valle Hermosa, questa sa due saccasa imprentaus a domo imprentadora esti l'erudita. Si vuole ragattare vincere già su internet, in Sarrezza da gattaisi, dunque se commenti sceo su vai, dopo vincere ordinai e si lompidi ad omu. E ahí ci si vuole su appusti si cosa è la lettura di questo libro. Poi da su des presentare sì. È andata bene, insomma, dai, c'è stata Anna Laura Peddis, meda gentile, bibliotecaria, ha pure bella accoglienza di isse, insomma, è andata bene. Dai. Pubblico, de gente manna, de gente giovane, Pubblico, a essere sincero, non meda, poi dove vede l'inaugurazione di questa mostra di Zaffattini contemporanea, dunque, sì. Esatto, dunque c'è stata molto meda gentile, l'assessore che chiesesti Prazia. Sì, prazia. Andende venendi, scura. Comunque, insomma, è andata bene, dai, soddisfacente. Andas presentare in Andes di Carbonio, sono gli stetti Deu dopo presentavo in Medallogus in Toscana, poi in Firenze e altre città di questa provincia. E questo pomeriggio presento a sabato, in sabato, insomma. Lo presento a mediateca del suo Mediterraneo di Castello e Bieso, insomma, commentare. E taccato tenere sul libro in Toscana? In Toscana Pragidi poi non scio, comunque è un libro, sì, questiona della realtà di sarda, ma comunque po' 2/3, insomma, questiona della realtà europea, manna, insomma. C'è stato infatti in sa prefazione Aldo Musci che ha citato, per me è un grande onore, ha citato su storico Hobsbawm, Eric Hobsbawm, e duscio dotto su più o meno che ha definito su 900 il secolo breve. Poi Medasa apprezza questo grande sfondo storico
in cui si muove in accadimento su questa famiglia Schwabisch e noi si inserisce questa terra viticca apparentemente marginale come ti può dire questa Sardegna. E sul libro penso che i lettori non sardi apprezzano comunque il ragionamento su chi deve fare prendendo a paradigma la Sardegna, ma potete essere che all'incuna terra marginale del mondo e dell'Europa, insomma, cadi subiu o subiscidi, poi testi una condizione attualissima, subiscidi i musi narra la globalizzazione, comunque fenomeno importato dei stili di vita, insomma. E dunque, insomma, è questo libro dei suoi senti universali, in fondo. Dunque, in Toscana sta apprezzando un meda. E donna occasioni di avanzamento, vincere a chi sardo non esti. Voi questa realtà di vitica si vuole vincere in una bidicera vitica della Toscana, come della Lombardia o della Sicilia. Una gallincuna realtà della Puglia, della Basilicata, della Sicilia e bessia da solo. Questa matessi cosa, e occasione di riflessione, bessi da pillo. Esatto. Come ti poni lui di fronte a questa globalizzazione, via di una vita, lui si sente su cosa, come mera sa deposo, dopo c'è un gozo, de nasce, comunque di diversai, de fai in mano di una vita vitica, canto condizione, parimento tu, in su beni e in su mali, nasci in una vita vitica, voi si conosce tutto su, a voi sei figlio di tutto su, a voi tutto su di salute. Ecco, di questo onesto proprio Eliseo con Anna Paola, la bibliotecaria de Carbone, simpaticissima. Issa nasce e cresce in Domunovas, dunque si usa accanto, insomma. Fa adesso su questo ragionamento, su poi non si può dire manco come vita nostra, cresci in sa strada, insomma, spicciocchetti, si spipiuso, forse si castiamo troppo, insomma. Comunque Debunaica per me è stata una grande fortuna sicuramente, nasce e cresce in due realtà tranquilla e serena e poi appunto questa fortuna di studiare a Firenze gradualmente, dunque mi sono accostato a suo grande mondo, insomma, tra virgolette. A suo mondo globalizzato in due realtà a misura d'uomo, come ti si narra dove, insomma, Firenze è questa città di Viticca in fondo. E poi in mesi anni sul 90, quando ancora non festo su invadio attraverso internet, insomma, dedotto le cose del suo mondo, insomma. Certo che oggi è sicuramente un piccioccheddo più difficili sviluppare in questo mondo, perché del nepote di mio subito vi canta in mano sul telefono e vinti le cose che accadono in trovate sul mondo. Dunque io penso che noi siamo stati forse più fortunati perché siamo passati da una situazione assatra in maniera più meditata, insomma. Forse sì, è questa cosa che conto Deo e tutto in sul libro, poi la Sardegna, che narrata Emilio Lussu. La Sardegna è vestita del suo medioevo e brintata direttamente in serie industriali o addirittura post-industriali. A po' fare una metafora, esti gusto che forse si capita noi è spiccioccheddo su besiti della brente della mamma e si agattano direttamente proiettato in cose mannas del suo mondo senza tenere sul momento, su tempo di meditare e digerire tutto questo che accade intorno e forse poi questa crisi e costa pure, insomma. Picciochetto devi dire da nostra che non tenti, come è utente un oso, che non tenti questa possibilità di temporale di si rapportare a questa realtà immediata che tu si circonda, insomma. Mancando vince questa possibilità di relazioni, di attori, esatto. delle scommesse, delle avventure, che vorrei contesti in un tempo, intra picciocco su questa matessiedari, più su questa matessiedari, queste cose sono tutto organizzate, non è che più poi non sappiamo, però sappiamo in palestra, sappiamo in suo campo sportivo, poi di essere educatori, di essere animatori, questa libertà.
educatrici, questa di passata in radio, secondo me ha usato una metafora bellissima, si cristianara dei spicciocchi, un po' questo fenomeno stupido dei baby gang, no? Picciocchetti piccoli che andano dai scudi a fare, eccetera. E essa narrata ha usato questa metafora meda bellicetta, insomma, secondo me. I spicciocchetti di vuota fianta crescienta come matticedda senza nessuno matticedda esatto, non reso. I spicciocchetti di oggi funti fuori del giardino, meda, finza troppo sighiuso. Dunque non c'è questione mediana, insomma, in questa situazione. Forse sì. Gli da toccare a tornare a situazioni più tranquille. I spicciocchetti di oggi già a 3 anni, su 4 anni, sono stressati. Da ricordo sempre un educatore o un insegnante che si chiamava i spicciocchetti su di oggi teniti agenda del primo ministro. Esatto. Poi dall'ora a l'ora, se un poi bene mamma mi indica in ci volta in guni, poi mamma non può venire si accosta da iaio che mi deve portare a un altro luogo, poi devo fare questa altra attività, poi devo fare su sport, devo fare questa musica e devo fare questa altra cosa, uno mancai su sport uno non basta, quando fai 2 su 3 si può e non ti vuoi in tiruso, però non ti scetta, sai che come ti società ti sono vendi, adesso a belurdo ogni tanto si primaia, si precontaia, poi sei andenti, poi sta. È tutto troppo veloce, poi sta cani una cosa e fuendi, non si usa un piedi da ruso, e il risultato non c'è più sul gusto di questa conquista, di questa meditazione, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Sì. Dunque sono sotto correnti. Se uso andenti in carrendi con Casa Serraro, ultima pregunta a Guglielmo, torrenti di Vincenzo, grazie di questa presenza oggi a Furia Drocio sul Literarius. I stessi apparicenti questo tempo su Benitori, si tu si scofiai. Dunque se Cicchendi completamente sul traballo di scrivere 4 libri, perché insomma è sta grande passione e mi attira da sempre questa situazione di realtà periferica, insomma. Bieso che Cesare riesce a serrare questa cosa. Nada, qua, una cosa. Quando scrivi tu sei un architetto che gira sul mondo, gira sul mondo, è esagerato però. Ma potrà ballo indiana da America Latina a Africa, gira a San Firenze e basta. Potrà ballo, grazie a Dio, a Firenze pittore, sì. Potrà ballo sono stato in Africa, sì, poi insomma, poi quando scrivi s'architetto Maccioni, chiede gatta su tempo su te scrivi? Dunque, questo libro è nasce me mengianeddo su Chizzi, devo discidare essere Chizzi e con tutta tranquillità, sì, a mente fresca, con una bella tazza de caffè, de caffè latte, e devo scrivere una ricetta tranquilla, e poi in summeria mancai a riuscire a ricontrollare, insomma, eccetera. Hai ci sei fatto sul libro, tu porta stanconca chiaramente e poi di dasi bogappi la paga pago. Banda bene, a Remonauso, poi i amigos che fonti castiani site domu, i amigos su pubblico manno de Furia Drogius Literarius, Valle Hermosa de Guglielmo Maccioni, imprentato dell'erudita. Da Cataisi chiaramente vincese già su internet, ma vincese in libreria del Logos Mera, mancai vincese questa libreria denesi accanto a Domo. Pighedu, Precuredu, Ligedu, merita di adesso su di essi bio e conotto questo libro. Guglielmo, grazie a Mera. Grazie a Mera. E grazie a Vosarto su che oivuru castiavo in Paianoso bivio in Paianoso questa esperienza di Furia Drogius Literarius a crasi. Adios. Su maestra ligando suora forti i sombrelloni si porendi disi a porto Sarrezze mai se maricando